Emergenza idrica causa siccità, posticipati di una decina di giorni i turni di irrigazione in partenza dai canali del Brenta. Fiume in forte sofferenza con una portata di 25 metri cubi al secondo e per legge il deflusso vitale di 5 metri cubi al secondo. Ai canali ora mancano 5 metri cubi al secondo e a nulla sono servite le richieste avanzate alla Regione Veneto dal Consorzio di bonifica di anticipare l'acqua dalla diga del Corlo, previsto per il 1° luglio. Niente, dalla Regione nessuna risposta a questa richiesta in emergenza, tanto che l'ente consortile si è trovato costretto a posticipare le irrigazioni, dicevamo, chiudendo la roggia Grimana Vecchia e canale unico 2 in destra Brenta, le rogge Bernarda, Civrana, Michele e Morosina in sinistra Brenta. Sarà data comunque priorità al servizio irriguo nelle aree dotate di maggiore affluenza idrica, mentre saranno sospese tutte le irrigazioni di soccorso. Nel frattempo sarà avviato un monitoraggio per eventuali misure da intraprendere per cercare di arginare una situazione che, come già detto, rischia di minare tutte le colture del nostro territorio.